Sinigaglia, vicepresidente della quinta commissione. L'anno scorso il bilancio inseriva 8 milioni per lavori socialmente utili. Quest'anno per quella voce a zero. Vuol dire che sono stati riallocati quegli 8 milioni. Dove sono stati riallocati? Parte dei capitoli del Ferruccio Chiozzo. Il compito nostro è andare a vedere dove sono stati riallocati e riallocarli invece per il fondo emergenza sociale, cioè per i lavori socialmente utili che sono fondamentali per affrontare questa drammaticissima crisi che abbiamo di fronte. E hanno funzionato perché l'anno scorso sono stati coinvolti 393 comuni che hanno chiesto progetti per lavori socialmente utili e più di 1500 persone che sono state inserite nei lavori che diceva prima il capogruppo, cioè manutenzione, strade, spalcio, musei, assistenza alle persone, eccetera. Quindi sono stati efficacissimi, parliamo di persone disoccupate che sono prive di ammortizzatori sociali e sono una situazione drammatica che abbiamo di fronte. Poi i soldi per il fondo dell'autosufficienza da 707 milioni a 721 sono i soldi del fondo sanitario regionale. Anche qui abbiamo la possibilità di affrontare quella partita dei 61 milioni che effettivamente sono collocati nella sanità e di dislocare il fondo per l'autosufficienza. Guardate che vuol dire ridurre l'importo sanitario per le case di riposo, vuol dire che già adesso le famiglie al mese pagano dai 1.600 ai 1.900 euro per inserire l'anziano in casa di riposo, cioè abbiamo posti liberi perché le famiglie non riescono a pagare queste cifre, quindi dobbiamo alzare la quota sanitaria per pagare meno la quota alberghiera, chiediamo che ci sia questa attenzione. Abbiamo disabili in lista d'attesa che non entrano nei centri diurni, possibile, cioè non possiamo far pagare questa crisi ai soggetti più fragili.